Il mercato del falso in Italia vale lo 0,45% del PIL, un affare di dimensioni globali. La contraffazione rappresenta un pericolo per le aziende costrette in alcuni casi a chiudere di fronte alla concorrenza sleale dei falsi e un danno sociale per la salute se si pensa che secondo la Confartigianato tra i prodotti maggiormente imitati ci sono occhiali, giocattoli, abbigliamento. La Regione Veneto ha così dichiarato guerra alla contraffazione con un progetto che coinvolge Unioncamere e Certottica. Si entra direttamente nel controllo di alcuni prodotti di altissima qualità nello sport, penso ai caschi, penso all'occhialeria, penso anche a tutto il vestiario per lo sport e poi invece sull'abbigliamento dei bambini, che è una fascia da proteggere in maniera particolare. La finalità del progetto è verificare la conformità CE di occhiali da sole, giocattoli, abbigliamento per bambini e caschi da moto. Per testarne la sicurezza saranno prelevati i campioni dei prodotti direttamente dai punti vendita e sottoposti ad analisi. Entro 40 giorni dobbiamo fare le prove, dimostrare la conformità secondo le normative comunitarie europee. Una volta che il prodotto viene analizzato, se non è conforme dobbiamo ripetere la prova con il venditore. Se poi non passa, evidentemente il Ministero applicherà una sanzione e il ritiro del prodotto dal mercato. Tra i prodotti maggiormente contraffatti, come detto, gli occhiali, che rappresentano in Veneto e nella provincia di Belluno in particolare una risorsa economica fondamentale. Così la lotta alla contraffazione diventa una misura a tutela delle aziende e dei consumatori. La nostra lotta alla contraffazione è su più fronti. Da un lato per tutelare le imprese, perché evidentemente loro effettuano una grande ricerca e sviluppo, lo trasferiscono la ricerca e il costo di sviluppo sull'occhiale, poi arriva chi fa il falso, si appropria di un prodotto e di un marchio che non è proprio e svilisce l'occhiale nel rapporto qualità-prezzo. Ma dall'altro dobbiamo anche farci carico di promozionare la qualità del prodotto, perché i produttori italiani di occhiali si sono posizionati sulla fascia alta della qualità e quindi questo noi dobbiamo mantenerla elevata e soprattutto fare in modo che chi compra sappia che se acquista un prodotto italiano, made in Italy, non solo è di moda ma è di qualità.